Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Inizia una nuova settimana, noi siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Saremo in collegamento, notizia di servizio, alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa con il governatore Luca Zaia. Giornata molto importante perché si parlerà di vaccini, coi rallentamenti dovuti allo stop nelle forniture da parte del produttore del materiale usato in questa campagna vaccinale, quindi le cose vanno a rilento e non è assolutamente un buon segno. Si parlerà anche di zone, mantenimento di zone arancioni, gialle, rosse, perché alcuni governatori hanno scritto al governo per chiedere che vengano riviste i parametri che portano poi alla decisione delle zone, ma di questo parliamo poi perché andiamo subito a Padova, la nostra redazione di Padova, ma non sappiamo se Valentina Visentin sia effettivamente a Padova o in provincia. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, scusate, vi sento poco ma stanno suonando le campane perché come vedete mi trovo all'esterno del sagrato della chiesa di San Leopoldo Mandic. Siamo nel comune di Ponte San Nicolò, comune della periferia, della prima cintura urbana padovana, perché per raccontarvi una storia che è un po' il sentore di questi tempi, un po' di insofferenza, ormai stanchi tutti di portare le mascherine. Purtroppo una storia di 16 ragazzini, per la maggior parte minorenni, che si erano dati appuntamento qui e sono stati tutti multati perché erano senza mascherina, una multa da 400 euro l'uno. Questa vicenda risale al 16 di gennaio ma è stata resa nota e confermata proprio nelle scorse ore. Questi 16 ragazzini si erano trovati all'esterno del sagrato di questa chiesa. Siamo in un quartiere residenziale di Ponte San Nicolò, c'è anche un campo sportivo poco lontano. Tutti questi ragazzini erano senza mascherina, erano 16 ragazzini, solo 5 maggiorenni, tutti gli altri minorenni non portavano la mascherina. Uno è stato denunciato anche perché si è rifiutato ha dato false generalità, e quindi insomma questa storia che riguarda Ponte San Nicolò, dove, se non ricordate, ma pochi mesi fa lo stesso sindaco di Ponte San Nicolò era stato anche più volte minacciato e la sua auto aveva subito per esempio atti vandalici, ma era stato minacciato e insultato su Facebook proprio perché a fine 2020 aveva richiamato alcuni ragazzini che in un'altra parte di questo comune si erano ritrovati sempre senza mascherina. Insomma una storia che fa un po' riflettere anche sulla stanchezza di questi ultimi tempi, in cui insomma anche abbiamo sentito le notizie dei ritardi dei vaccini. Sembra rallentare questa campagna vaccinale in cui molte persone insomma ripongono speranza per un ritorno alla vita normale prima del Covid. Valentina, intanto il fatto che prima suonassero le campane è positivo, vuol dire che è la conferma che siamo in diretta, mezzogiorno in punto, e suonano, e quindi anche per i nostri telespettatori è una conferma che siamo veramente a Ponte San Nicolò in questo momento. Ma questi fatti, ti chiedo la solita opinione da te, che insomma Padova e provincia la conosci bene, sono fatti isolati secondo voi che avete il polso della situazione, o si tratta di un malessere ormai diffuso che soprattutto verso alcune fasce della popolazione, le generazioni più giovani magari, che non ne vogliono più sapere di portare la mascherina o di portare pazienza? Allora, sì, forse riguarda un po' anche le generazioni più giovani, i ragazzi stanchi anche di essere a casa, che vogliono tornare anche a scuola. Insomma, si attende anche il 1° febbraio per vedere appunto quando ritorneranno tra i banchi, ma forse sì, proprio è un sentore di stanchezza soprattutto da parte dei ragazzi. Non a caso quando il Veneto è passato dopo le vacanze di Natale da zona gialla a zona arancione, anche a Padova si erano assistiti proprio nell'ultima sera di zona gialla a numerosi assembramenti in centro storico, in Prato della Valle, di ragazzini che, come per un ultimo saluto prima della chiusura delle attività, insomma delle restrizioni imposte dalla zona arancione, si erano trovati numerosi in centro storico a Padova. Quindi sì, forse ormai è una situazione di stanchezza e di malessere che viviamo anche noi adulti, e però forse riusciamo a gestire un po' meglio. I ragazzini insomma dopo un
anno di queste restrizioni cominciano ad accusare effettivamente il colpo, insomma. Anche perché sappiamo che il tema delle scuole è centrale in questo periodo, quindi se ne parlerà quasi sicuramente anche oggi nella conferenza stampa di Zaia, ma sarà un tema fortemente discusso, perché sono tantissimi a dire è il momento di tornare in classe, anche per un discorso di socialità di queste giovani generazioni. Lo dimostrano anche le numerose manifestazioni che abbiamo raccontato in queste settimane, con i ragazzi che si trovavano per fare la didattica a distanza fuori da scuola. Hanno coinvolto una protesta che ha coinvolto più istituti superiori della città, e insomma i ragazzi che abbiamo più volte intervistato ci dicevano che proprio manca la socialità, insomma lo stare con i compagni di classe, il confrontarsi, anche lo stesso magari scontrarsi con gli insegnanti dal vivo, però sono tutte azioni che magari un tempo davamo per scontato, che ora ci mancano ai ragazzi, così come gli esperti psicologi ci hanno raccontato che sono numerosi i ragazzi che hanno cominciato durante il lockdown a soffrire di alcuni disturbi legati appunto proprio all'insofferenza ormai di questa situazione. Valentina, prima di lasciarvi tornare al vostro lavoro, ci sono notizie di cronaca, ci sono altre note importanti da Padova? Sì, c'è un incidente che poi vi racconteremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, è accaduto a Ponte Longo. Fortunatamente si è risolto tutto nel migliore dei modi, ma un'auto è finita dentro al fiume e fortunatamente le due persone che erano all'interno dell'auto si sono messe in salvo nuotando e sono riuscite ad uscire dall'auto e quindi a mettersi in salvo. Quindi questo incidente che riguarda la Bassa Padovana a Ponte Longo. Benissimo, allora ringraziamo Valentina Visentin, Federico Cibotto per questo collegamento, poi nei nostri telegiornali questa sera, dalle nostre emittenti, tutti gli approfondimenti. Naturalmente se ci saranno altre notizie non esitate a contattarci, siamo in diretta. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio, cominciamo ad avvicinarci ai temi odierni, ovvero quelli soprattutto delle vaccinazioni, di quello che uscirà poi dalla conferenza stampa di Luca Zaia, e a proposito di questo sentiamo le dichiarazioni dell'assessore Manuela Lanzarin sulla situazione dei vaccini. Nel primo trimestre 2021 in Italia arriveranno 15 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, circa la metà di quanto previsto alla vigilia. Un taglio che pesa sulla campagna vaccinale, con il ministro agli affari regionali Boccia che dice è evidente che se i vaccini non ci sono, slitta di qualche settimana o mese l'immunità di gregge. Pretendiamo, continua, che quei numeri siano ripristinati. Se ci sono problemi produttivi devono spiegarceli, ma se i vaccini destinati all'Unione Europea finiscono in altri continenti è molto grave. Ieri sera di questo il ministro insieme al commissario Arcuri ha discusso in un incontro con le regioni. Quello che ne è emerso è un quadro tutt'altro che incoraggiante, a partire dai ritardi nella consegna la settimana prossima delle dosi di Pfizer. Noi riceveremo 50.300 dosi di Pfizer, che sono quelle mancanti della settimana prima. La settimana scorsa per il Veneto vi è stata una riduzione di dosi del 53%, questa settimana del 20%. Si è quindi cercato a livello nazionale di riequilibrare la situazione tra tutte le regioni. Noi riceveremo il 27 50.300 dosi del vaccino Pfizer. Dopodiché dicono, però è tutto da vedere, che da inizio febbraio dovrebbe tornare diciamo così il quantitativo che era previsto. Altra doccia fredda riguarda il vaccino AstraZeneca, che dovrebbe ricevere il via libera da EMA il 29 gennaio. Si era parlato fino alla settimana scorsa di 8 milioni per i primi 3 mesi. Invece ieri ci hanno confermato che parliamo di 3,4 milioni. I primi quantitativi inizieranno ad arrivare dal 15 di febbraio. Inevitabile quindi che il calendario fissato dalla Regione subirà delle modifiche. Se ne parlerà domani in un incontro con l'ufficio prevenzione. Al momento sono 118.696 soggetti vaccinati, di questi 8.387 hanno già ricevuto la seconda dose. Quanto avevamo la settimana scorsa, con i 50.300 di questi della settimana prossima arriveremo quasi, ce ne mancheranno circa 10.000 per finire il giro delle seconde dosi. Dopodiché ricordiamoci che ci mancano però ancora tutti quei soggetti che noi avevamo conteggiato in 185.000 della prima fase, e quindi mancano ancora operatori sanitari, degli ospedali, del territorio, mancano ancora ospiti e anche operatori delle RSA. In attesa di capire se l'Unione Europea si muoverà anche per l'approvvigionamento di altri vaccini come quello cinese o russo, si guarda i prossimi mesi, quando ne potrebbero arrivare di nuovi. Si parla di Johnson & Johnson però verso fine marzo-aprile.
E poi si è fatto un accenno a Reitera, che è invece il vaccino che stanno studiando, quello un po' italiano, lo Spallanzani. È in fase 2, in fase 3, ma questo prima di giugno non arriva. Questa è più o meno la situazione dei vaccini, ci saranno sicuramente novità, puntualizzazioni poi nel corso della giornata, soprattutto nel corso della conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Ricordiamo fra 20 minuti inizierà in diretta qui su Rete Veneta, sui nostri social, quindi state con noi anche perché adesso facciamo una breve pausa, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra un quarto d'ora saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il Presidente Luca Zaia farà il punto della situazione. Si parlerà di vaccini, zone rosse, zone arancioni e di tutto quello che riguarda un po' questo momento. Poi andiamo a vedere i dati per capire anche quale direzione sta prendendo l'emergenza. Prima di andare a vedere i dati però un servizio della nostra redazione padovana su quella che è la situazione appunto dei vaccini. Ne abbiamo parlato con un immunologo. In questo momento il vaccino è registrato per fare 2 dosi entro 21 o 28 giorni a secondo dalla tipologia di vaccino e noi a questo ci dobbiamo attenere. Bisogna attenersi alle regole e procedere in ordine con i richiami. La vaccinazione contro il Covid non deve mettere errori. Così Emanuele Cozzi, immunologo dell'Università di Padova. Mentre l'Europa è alle prese con i ritardi e i tagli nelle forniture da parte delle principali aziende produttrici di vaccini, la Pfizer, BioNTech e AstraZeneca, anche in Italia ora si discute su una nuova rimodulazione della campagna di vaccinazione di massa. I tempi purtroppo sembrano allungarsi. Per raggiungere l'immunità di gregge nel nostro paese è necessario vaccinare circa 45 milioni di persone e quindi anche quando arriveranno le dosi bisogna essere in grado di potenziare il sistema di somministrazione. In media, cioè tutti i giorni compreso ieri, si vaccina mediamente, si fanno 50.000 dosi al giorno. Okay? Ora ho fatto un confronto con l'Inghilterra e da questo confronto con l'Inghilterra viene fuori che in media dall'inizio della campagna non si fanno 50.000 dosi al giorno, ma se ne fanno 135.000 dosi al giorno. Questo cosa vuol dire? Che dopo 100 giorni in Inghilterra riesco a vaccinare 8 milioni e mezzo di persone in più rispetto all'Italia. Che sia la prima o la seconda dose, il discorso non cambia. Qua in Italia in questo momento siamo un po' meno efficienti nel avere un sistema di vaccinazione dei nostri soggetti rispetto per esempio all'Inghilterra. Poi sicuramente ne sapremo di più nel corso della giornata, sarà probabilmente una giornata incentrata per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione sulla vicenda dei vaccini, sui rallentamenti, su quello che succederà nei prossimi giorni. Adesso invece andiamo a Vicenza per capire, parliamo di politica nazionale con la parlamentare di Italia Viva Daniela Sbrollini e il nostro Carlo Alberto Inghilleri. Con cui facciamo il punto della situazione sull'emergenza Covid. Il Veneto deve affrontare l'ennesima settimana, ancora una settimana in zona arancione. I vicentini che abbiamo sentito noi di Rete Veneta a denti stretti hanno detto faremo questo sacrificio se per la salute pubblica, però ecco, le attività produttive sono veramente in difficoltà. Un'altra settimana può essere veramente drammatica per le attività produttive. Io sono al loro fianco dal primo giorno, hanno ragione, bisogna non solo sostenerli con i ristori, ma dare risposte concrete subito. Si possono riaprire questi luoghi in sicurezza perché loro hanno già fatto di tutto, la sanificazione, tutto quello che serve per fare bene questo lavoro. Quindi adesso si tratta di immediatamente pensare davvero a loro. Questa è un'emergenza che non può essere più rinviata, insieme all'apertura delle scuole. Ecco, un sistema quale potrebbe essere da lanciare? Ma un sistema è sicuramente quello che loro hanno già adottato, cioè distanziamento, sanificazione, secondo me il passaporto vaccinale
è fondamentale. Chi è vaccinato non ha nessun problema e può frequentare tutti i luoghi, dalla cultura al turismo ai luoghi di ristorazione. Insomma, passaporto vaccinale per riaprire, per ridare ossigeno alle attività produttive. Assolutamente sì, questa secondo me è la soluzione più veloce e anche più concreta. E più efficace. Molto bene, ringrazio la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, che lasciamo, tornerà a Roma, adesso in settimana c'è la bagarre del dopo crisi di governo. Io direi che da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Torniamo in studio, questa era la situazione diciamo con la parlamentare di Italia Viva. Allora, prima di andare in pausa, perché abbiamo un'altra breve pausa pubblicitaria fra pochissimo, arriva una notizia dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, compagnia di Schio, perché durante il fine settimana sono stati intensificati i controlli da parte dei militari. Il dispositivo organizzato ha portato a parecchie scoperte, diciamo, e segnalazioni. Sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza addirittura 10 persone. Si tratta di maggiorenni, di cui 6 con precedenti o già note alle forze dell'ordine, residenti proprio in zona. Sono stati sequestrati 30 grammi di marijuana, 4 di hashish, sono state elevate 7 sanzioni a persone per violazioni delle norme anti-Covid. C'è stata anche una perquisizione delegata dalla Procura di Vicenza che, sfruttando la presenza di numerose pattuglie appunto sul territorio, è stata eseguita dai carabinieri di Arsiero insieme al nucleo cinofili di Torreglia nei confronti di un 25enne di Velo che aveva già noto anche lui alle forze dell'ordine. Avevano avuto il sospetto che questa persona, questo giovane, praticasse l'attività di spaccio, e nella sua abitazione sono stati rinvenuti 94 grammi di marijuana e cocaina occultati all'interno di una stampante, oltre a tutto il materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e 105 euro che sono ritenuti provento dell'attività illecita. Tutto sottoposto a sequestro. Il giovane è stato deferito a piede libero per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa era la cronaca spiccia, ma poi questa sera nel nostro TG Vicenza di sicuro avremo tutti gli approfondimenti del caso. Adesso noi facciamo un'altra breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra pochissimo saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per fare il punto sull'emergenza coronavirus con il governatore Luca Zaia, in diretta qui e sulla nostra pagina Facebook, in modo che anche chi abita lontano dal Veneto possa sapere che cosa accade nella nostra regione. Prima di andare da Zaia però facciamo un po' il riassunto di quello che ci hanno detto le persone alle quali abbiamo chiesto che cosa ci ha portato via il Covid in questi mesi. Ecco, sentite quali sono state le loro risposte. Il Covid ha portato via tante cose. Qual è la cosa che a lei manca di più? Che da quando c'è stato il Covid, cosa che le ha portato via? Beh, sicuramente le amicizie e il poter stare vicino a tutti gli affetti più cari. Mi mancano gli amici. Mi mancano anche le passeggiate, che eravamo tutti assieme o ci trovavamo a qualche cena con gli amici, la convivialità. Ma quella le manca? Sì, star sempre dentro a casa da soli è brutto, insomma, ti viene la malinconia. Manca un po' il trovarsi, manca un po' il vivere assieme, che è quello nostro tipicamente italiano anche. La libertà, la possibilità di andare in giro. Purtroppo non è basilare, ma conta. Il poter decidere alzarsi al mattino e decidere oggi faccio. In realtà bisogna sempre compromettere un po' le nostre libertà per poter dare la possibilità a tutti anche, insomma, di passare questo momento. I rapporti interpersonali, il fatto comunque di incontrarsi e di poter così essere leggeri, tutto qui, perché tanto ci vuole anche quello. La libertà di fare quello che voglio senza pensarci, anche perché poi qua ogni giorno ci sono regolamenti diversi, regole diverse, non sai mai se sei nel giusto, se sei nel sbagliato, se vai incontro a sanzioni, questa cosa qua. E andare fuori a mangiare il sabato sera. Sì, era proprio
ci si depurava da una settimana. Dobbiamo stare a casa sempre, io e mio marito sempre a casa, sempre a casa. No, eccolo, andare al ristorante al sabato sera. Se lo devo dire così, non mi ha tolto niente, mi ha fatto pensare un poco di più a tante cose della vita, ma non mi ha tolto, a me personalmente, non sto volendo guardare il tutto, non mi ha tolto, mi ha dato forse un qualcosina. Mi ha dato il tempo per pensare un poco di più alla vita. C'è chi la prende con filosofia, abbiamo sentito. Allora, fra 3 minuti saremo collegati con Marghera, con il Presidente Zaia per le novità, però arriva ora una nota d'agenzia nella quale si dice che i governatori della Lega rinnovano la richiesta di una revisione immediata delle procedure per determinare il colore della regione in modo da affrontare con serenità maggiore una grave situazione. Il governo non può ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le regioni. Sottolineano, queste parole sono condivise da Massimiliano Federica del Friuli Venezia Giulia, Attilio Fontana Lombardia, Cristian Solinas Sardegna, Nino Spirli Calabria, Donatella Tesei Umbria e Luca Zaia del Veneto. Il sistema, sostengono i governatori del Carroccio, può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull'economia, come nel caso della Lombardia. Quindi è necessario il massimo rigore nell'analisi dei dati. Da qui la richiesta di una revisione. Ci aspettiamo da Conte e Speranza, dicono i governatori, un atto di realismo e maturità nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Il clima degli insulti non fa bene a nessuno. Ribadiamo la volontà di una leale collaborazione su tutti i temi, dai vaccini alle misure per contrastare la diffusione del virus. Ma ci aspettiamo dall'esecutivo lo stesso spirito e volontà per il bene del Paese e di tutti i cittadini. Questa era una nota ufficiale condivisa dai governatori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Calabria, Umbria e naturalmente del Veneto. Vedremo se arriveranno risposte da Roma o se sarà lettera morta, come purtroppo spesso è accaduto in questa emergenza. Prima di andare ad Zaia, che vediamo che non è ancora arrivato, diamo un'occhiata agli ultimi dati disponibili, che sono quelli di ieri mattina. Quindi questi dati hanno 24 ore, sarà importantissimo vedere quelli di oggi per capire qual è stata la variazione. Ricordiamo che nel corso delle scorse settimane sono scese addirittura di 700 unità i posti letto sia in terapia intensiva che in area non critica occupati in Veneto, che si è quasi dimezzato il numero delle persone positive. Andiamo a vedere i dati grazie alla regia di Fabio Verin e Cristiano Facca. Allora, gli attualmente positivi sono 45.706, sono esattamente la metà del 31 dicembre. Questo è un dato davvero importante, potete vederlo poi. Faremo il confronto con quello che dirà Zaia fra pochi istanti. I casi positivi in più erano 485, quindi molto pochi, un quarto della media sulle 12 ore di quello che arrivava dall'azienda zero nelle scorse settimane. Il numero ovviamente cumulativo è sopra quota 305.000, siamo a 305.673, ma i guariti sono già 251.408 e anche questo è un dato davvero molto importante. Purtroppo prosegue la conta dei decessi, sono 8.559 dall'inizio dell'emergenza. Se andiamo nella seconda parte della tabella, sempre con un occhio rivolto alla sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Zaia, e nella seconda parte della tabella arrivano notizie confortanti, perché sono 2.276, potete vederlo bene, le persone ricoverate in area non critica, di cui 480 negativizzate, 1.796 che sono ancora positive, 314 il numero delle terapie intensive. Questo numero scende molto lentamente, ma scende. Sommati fanno circa 2.600 casi ed è 2.600 persone ricoverate, ed è una notizia molto positiva, perché eravamo ben oltre i 3.000 solo qualche giorno fa. In terapia intensiva abbiamo ancora 286 persone che sono positive al coronavirus, 28 che si sono negativizzate. L'ultimo dato che è importante vedere in questa tabella sono le variazioni rispetto a ieri. Ve le diamo perché poi arriverà il Presidente Zaia. 20 ricoverati in meno in area non critica, una terapia intensiva in più e 7 decessi. Vi lasciamo al Governatore. Buongiorno. Buongiorno a tutti, inizierei con i dati del bollettino come di consuetudine. Tamponi molecolari 3.675.064,
e test rapidi 2.446.219. In queste ultime 24 ore voi sapete che il fine settimana sia coi dati che con il bollettino è sempre particolare il lunedì, e abbiamo fatto 15.554 tamponi. Detto questo, abbiamo avuto 533 positivi. Ci sei, Milva? E con questo esito, quindi 553 positivi su 15.554 tamponi, 3,43. Ormai vedete che noi andiamo dal 2 al 4%, quindi un'incidenza che si è abbassata moltissimo, tanto vero che vi ricordo che avevamo un'incidenza dei dati che ci davano nazionale, a parte il fatto che è sempre correlata al numero di tamponi che si fa, avevamo 450, 480 casi ogni 100.000 abitanti, e la scorsa settimana l'abbiamo chiuso con 170 casi ogni 100.000 abitanti, ma è ancora più in discesa perché stiamo parlando di dati vecchi. Ma il tema importante è la percentuale di positivi sui tamponi che fai, perché se fai in base non conta più il numero di tamponi, o meglio conta relativamente, perché il dato è sempre un dato leggibile. Dall'inizio della crisi il Veneto ha trovato 306.206 positivi. A questo punto diamoci l'addizione giusta: il Veneto ha cercato e li ha trovati, perché qualcuno magari, siccome ci hanno fatto una campagna, ve la ricordate, a ottobre, il Veneto è la regione con più contagiati, adesso diranno che siamo stati quelli che hanno avuto più positivi nella storia del Covid. No, siamo andati a cercarceli, se no potrebbe esserci anche scritto 0, bastavano far tamponi. Positivi ad oggi, vedete il dato è in estremo calo, 44.519. Considerate una settimana fa eravamo 90.000. Ciò vuol dire che si negativizzano e non c'è più ingresso di nuovi positivi. Il totale di ricoverati, altro dato importante, 2.256. Praticamente 900 letti si sono liberati da inizio mese. Nel nostro calo è iniziato verso, se vi ricordate, il 1° di gennaio, il 31 dicembre abbiamo avuto il picco e poi è iniziato a calare pian piano all'inizio, poi velocemente, vorticosamente come in questi ultimi giorni, e quindi siamo a meno 900 letti rispetto al picco della storia del Covid di questa seconda ondata. Come sono ripartiti questi 2.556 posti letto? Eccoli qua. 243 in zona non critica e 313 in terapia intensiva. Considerate che questo 313 è omnicomprensivo di positivi e negativi in terapia intensiva. Nel bollettino questa sera della nazionale vedrete probabilmente 250, una roba del genere, anzi possiamo anche dirlo quanti sono, vi diamo anche il numero che troverete nel bollettino. Proviamo a vedere. Sì, grazie. I morti sono purtroppo più 43. Ecco, anche qui sulla mortalità 284 sarebbero. Sulla mortalità ricordo, anche perché... Prego? Prego. Ricordo che su questo aspetto, ma lo dico non per come si può dire, perché sia un vanto, ma lo dico per giustezza dell'informazione, che la nostra regione ha avuto assolutamente un grosso picco nei 2 mesi di novembre e dicembre, però vorrei ricordare che noi siamo l'8ª regione in Italia per mortalità, ne abbiamo 7 davanti a noi, su alcune delle quali non si fa mai cenno, nel senso che capisco nel bene e nel male, il Veneto fa notizia, però voglio ricordare che noi siamo l'8ª regione per percentuale di deceduti sulla popolazione ad oggi. Come siamo, ad esempio, non se lo ricorda mai, vabbè chiudo, i dimessi sono questi, 13.708, nonostante tutti gli esperti che vedo che sono spariti da quando stiamo scendendo con i dati,
E nonostante tutti gli esperti avessero una cura magica, ecco, voglio ricordarvi che l'R Conti del Veneto è il secondo migliore d'Italia. Noi avevamo la scorsa settimana 0,81, prima di noi c'era solo la Campania con 0,76, tutti gli altri dopo di noi. Ve lo dico perché, insomma, aver tenuto, diciamo, sotto osservazione il fenomeno, aver subito un'ondata importante. Se voi andate a guardarvi ad esempio il tasso della mortalità, vedete, le regioni del nord sono le prime 8, le ultime regioni per mortalità sono tutte il centro-sud, cioè si vede proprio che il virus ha avuto due comportamenti diversi. Poi peraltro vorrei ricordarvi che le regioni del centro-sud sostanzialmente hanno subito il peso della seconda ondata, ma nella prima ondata non hanno avuto gli esiti che abbiamo avuto noi. Quindi noi portiamo anche l'eredità, purtroppo triste, di una storia che già ci ha colpito da febbraio. Queste sono solo le valutazioni che spesso non si fanno. Se del resto uno volesse guardare i dati del Veneto, io dico guardate quelli della Germania e vedete che abbiamo una storia comune, nel senso che abbiamo avuto una prima fase dove il virus ha picchiato ma non forte come in altre regioni d'Europa. Pensate che la Germania non ha avuto la pressione nella prima fase che ad esempio ha avuto la Gran Bretagna. Nella seconda fase, anche noi nella prima fase non abbiamo avuto la stessa pressione, basti pensare che il 21 di febbraio contemporaneamente nasceva il primo focolaio in Veneto e il primo focolaio in Lombardia. Da noi ha avuto, non è stato così endemico e non si è diffuso con rapidità. In Lombardia ha avuto pressioni paurose, pensate cosa è accaduto a Codogno piuttosto che a Bergamo. Dall'altro la seconda fase per noi io la paragono alla Germania perché la Germania ha avuto lo stesso picco. Ecco, considerate una cosa, che la Germania ha fatto misure drastiche prima di dicembre, si è vista costretta ad applicare un lockdown che è ancora in corso, lockdown, no zona rossa, arancione, viola o bianca, lockdown dal 16 di dicembre e ancora non ne viene fuori. E così la Gran Bretagna che addirittura ha annunciato un lockdown che finirà a marzo secondo le proiezioni. Quindi capite che, lo dico perché queste robe, lo dico perché ho troppo rispetto per i cittadini e quindi ci tengo ad avere le informazioni pulite come le abbiamo sempre date noi. Ricordo tanti commenti e tanti commentatori che la banalizzavano, basta, dovete trasformare la zona gialla in arancione, in rossa, dovete fare questo, dovete fare quell'altro, però avete capito anche che è un fenomeno naturale e se guardate le curve di tutto il mondo, giratela come volete la questione, ma la curva ha sempre un'ampiezza di 3-4 mesi. Che tu faccia lockdown, che non lo faccia, quello è l'escursus della curva campana. Allora avete visto che abbiamo un R con T basso e vi annuncio che insomma ho il Covid, ogni giorno la sua pena, quindi qua da Baldoria c'è poco da fare, però è pur vero che stiamo tirando un minimo di sospiro di sollievo almeno in questi giorni. Poi voglio anche ricordare ai cittadini che il cambio di scenario è sempre repentino con il Covid. Voglio ricordarvi che la Spagna sta tornando su, la Francia sta tornando su, cioè non vorrei che qualcuno pensasse che è finita, ma non è un'azione di terrorismo psicologico che sto facendo, è che per fortuna i mezzi di comunicazione poi registrano tutto quello che ho detto dal 21 febbraio ad oggi e non vorrei mai che qualcuno pensasse che io non abbia detto che comunque bisognerà essere prudenti anche nei prossimi giorni, settimane e mesi finché non andiamo a regime. Guardate, l'esperienza israeliana che seguo da vicino perché loro sono organizzati, sono efficienti, insomma si conosce quella comunità e soprattutto sono degli innovatori, ci dice che l'aver vaccinato gli over 70 ha dato un crollo dei ricoveri perché comunque tu metti in sicurezza i cittadini. Allora sui vaccini come siamo messi? Sui vaccini sembra dalle ultime notizie che Pfizer torni a regime con le forniture, addirittura con qualche anche, posso dire, timida apertura per fare qualcosa di più. E io penso che le carte bollate non ci servono, ve l'ho detto fin dal primo giorno, agli avvocati e ai tribunali noi preferiamo i vaccini, ci diano i vaccini che va ben così. Purtroppo AstraZeneca, che fra l'altro ha invalidazione in queste ore in Europa, in EMA,
annuncia l'Italia che ridurrà la fornitura da 8 milioni di dosi per il primo trimestre a 3 milioni e 4. Moderna continua con la sua fornitura, sapete che la fornitura nazionale è di 100.000 dosi a gennaio, quindi per noi significa 7.800 dosi a settimana più o meno, 600.000 rispettivamente a febbraio e marzo, e poi dovrebbe andare a crescere in scala. Arriverà Johnson & Johnson, altro aspetto importante, perché dal secondo trimestre Johnson & Johnson dovrebbe riuscire a darci questo vaccino, che peraltro prevede una somministrazione sola e quindi più semplice nella gestione, come AstraZeneca del resto è gestibile, però AstraZeneca ha le 2 vaccinazioni, cioè il richiamo, Johnson & Johnson una sola. Quindi noi vediamo uno scenario che, se avessimo anche un po' di fortuna, perché solo i pessimisti non fanno fortuna, è uno scenario che ci permette di dire, insomma, che alla volta di febbraio e marzo dovremmo vedere un po' più di, come si può dire, di movimento nelle vaccinazioni. Io ho sempre così il sogno di vedere aperti i palazzetti con le vaccinazioni, perché quello è il nostro obiettivo. Capite che finché abbiamo, come questa settimana, domani dovrebbero arrivare i vaccini, abbiamo 50.000 dosi in fornitura, noi andiamo avanti a scartamento ridotto. Considerate che proprio così, per andare via allegri, senza pigiare troppo nell'acceleratore, noi 10.000 al giorno li facciamo. Quindi di fatto c'è una fornitura che è per tenere il motore al minimo. Il Veneto riesce a far tanto di più. Se poi facciamo scendere in campo i medici di base, i farmacisti, e rinforziamo ancora di più, diciamo, le truppe, vedrete che noi riusciamo veramente a fare vaccini. L'anti-influenzale ne abbiamo fatto in 2 mesi 1 milione e quasi 400.000 vaccini, quindi abbiamo un grande potenziale. E capite che quando noi siamo riusciti ad andare a vaccinare gli over 70, abbiamo tolto il tetto delle persone a rischio. Considerate solo un dato, che il 95% dei decessi in Italia è negli over 70, è rappresentato dagli over 70, il 65% dagli over 80, poi aumenta a 85% over 75, quindi 65 over 80, 85% over 75, over 80 65% di decessi, over 75 l'85% di decessi, over 70 si va al 95% di decessi. Capite che se noi riusciamo a avere questo target, mi diceva stamattina l'assessore Lanzarin, quanto abbiamo over 75? Over 5, 6, quanti sono? 530.000. Quindi 530.000 aventi titolo over 75. Capite che 535.000 vaccini non è che sono un'enormità, no? Perché qualcuno dice ma la campagna va fatta trasversalmente alle fasce d'età. No, noi dobbiamo mettere in sicurezza, se è vero che il vaccino funziona e da Israele arriva questo segnale, bisogna mettere in sicurezza le persone anziane. Allora, alla luce di tutto questo, se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti, perché lunedì apriamo le scuole. Questo ovviamente avendo visto un excursus che era ragionevole, prudenziale e corretto vedere, perché ragazzi una rondine non fa primavera, no? Io non posso prendere delle decisioni avendo un giorno di un po' di calo. Adesso abbiamo un trend di 25 giorni, fermo restando che io resto convinto, ma perché me lo dice la prevenzione, perché me lo dicono gli scienziati, che dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio, ovviamente si aumenta un po' di più il rischio, questo è poco ma sicuro. E dopodiché le modalità e tutto le definiremo i prossimi giorni, però mi interessava dirvi questo perché, come vi ho sempre detto, chiudere le scuole è una sconfitta, ma lo è veramente fino in fondo, no? È come rinunciare a un grande progetto, e penso che la comunità debba essere messa in sicurezza, ed è esattamente la scelta che ho fatto, criticata da alcuni, condivisa da molti,
E oggi noi possiamo dire che se questi dati non avranno inversione di tendenza da qui al 1° di febbraio, noi abbiamo già attivato la macchina. È una macchina che ci mette 4-5 giorni, facciamo una settimana per ripartire, visto e considerato che l'ufficio scolastico regionale dovrà rifare tutti i programmi con parte in presenza. Voi sapete che la presenza è prevista dal 50%, no? In presenza, il 50% a casa, fino a un 75%. E poi c'è tutto il tema dei trasporti, perché per dirvi, non so, ma verrà l'assessore De Berti, l'ho invitata, quindi verrà mercoledì o giovedì a darvi un quadro, verranno assunti anche, e ci sarà la figura ad esempio di una nuova figura dello steward, perché abbiamo visto ad esempio con colleghi che hanno aperto prima, pur facendo il bis con il pullman, no? Parte uno poi arriva l'altro, magari i ragazzi sono tutti tentati ad andare sulla prima corsa, allora ci vuole uno steward a terra che dice fermi, questo va via, non andate a calcarvi sul primo, passate sul secondo. Purtroppo in alcune regioni è accaduto questo, che è arrivato il bis semivuoto e la corsa di prima, perché magari i ragazzi vogliono arrivare prima a scuola, perché hanno da farsi 2 chiacchiere prima della lezione, eccetera, finisce che c'è un problema anche di gestione. Gli accordi con i privati sono stati fatti e verrà l'assessore De Berti, io l'ho sentita anche stamattina, mercoledì immagino, mercoledì o giovedì massimo verrà per darvi uno spaccato, lasciando libero venerdì, perché venerdì è la giornata delle valutazioni delle aree. Noi ragazzi non vi so dire cosa accadrà, però è pur vero che abbiamo fatto 3 settimane di arancione, secondo diciamo un protocollo di area arancione, di zona arancione, secondo un protocollo di consuetudine che c'è per tutte le regioni, sono le 3 settimane canoniche con la conferma del trend in diminuzione. Io spero che la prossima settimana ci regali anche la possibilità di essere rivalutati per la zona gialla, però non è una certezza, dico anche che il sacrificio il territorio l'ha fatto, certo è che se fosse zona gialla bisogna continuare a fare un sacrificio personale ed essere attenti a tutto quello che sono assembramenti, l'uso della mascherina. Guarda, io sono andato a fare una passeggiata per i campi anche domenica, da domenica, cioè che ne sono ancora tanti senza mascherina in giro, Cioè, capisco, tu puoi essere in passeggiata, premesso che solo l'attività sportiva non prevede l'uso della mascherina. Ok, consideriamo attività sportiva anche la passeggiata, ma nel momento in cui incroci persone, la tiri fuori, siccome non vai a 200 all'ora ma cammini, ti metti sulla mascherina e fai in modo di agevolare l'incrocio. Alcuni non c'erano proprio. Non mi sembra che questo sia il metodo esatto per dare una mano alla comunità e poi magari per passare le giornate a criticare tutto quello che non va. No. Io non ho altro da aggiungere. Allora, Rosato, Marchiori, se faccio l'elenco poi ve lo dico. C'è la Alda laggiù che alza la mano. E anche Marco. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, per quanto riguarda i vaccini, io ho come l'impressione, ma non mi riferisco tanto alle sue parole quanto agli annunci anche di ieri da parte del governo, che i traguardi e gli obiettivi stiano cozzando con la realtà. Qui si continua a promettere la copertura di ampie fasce della popolazione, i numeri dicono che ad oggi i vaccinati sono pochissimi in termini percentuali. Faccio solo un esempio. Lei prima accennava al numero di over 75 in Veneto, no? E il numero era 530.000. Ecco, ad oggi il sito della Protezione Civile ci dice che in tutta Italia i vaccinati sono circa 115.000. No. Sì. Sono in Veneto, sono vaccinati 130.000. Per vaccinati intendo prima e seconda dose, cioè coperti. Ah, in quel senso. Quindi a me sembra che siamo lontanissimi dai traguardi. Comunque, ieri il sottosegretario alla salute ha detto, Sileni ha detto che prevede un ritardo di 4 settimane nella vaccinazione degli over 80 e dalle 6 alle 8 settimane nella vaccinazione delle fasce d'età immediatamente precedenti.
Alla luce di questo possiamo puntualizzare e ricapitolare con precisione quali sono le tempistiche che il Veneto si dà? Capisco che dipende dalla puntualità delle forniture, però per fare un po' di chiarezza, altrimenti al di là della volontà, ma insomma si dice over 75, over 80, over 85, speriamo qua, speriamo di là. Ma partiamo da un presupposto. Noi abbiamo un primo target di vaccinazioni, che è quello attuale, che è di 120.000 persone, più o meno, voto per pieno. Sono i 60.000 più o meno della sanità, più altri 60.000 delle case di riposo, personale 30.000, ospiti 30.000. Questi 120.000, se continuano a mandarci i vaccini, noi in una settimana, una decina di giorni dovremo fare il secondo giro, speriamo di chiuderlo, fate 2 settimane e per noi quella partita è chiusa. Quindi i 30.000 ospiti sono già fra l'altro sugli over, no? No, ha detto solo i 30.000, i 30 più 30 delle case di riposo. Sì. Totale, sì. Quindi metteteci 2 settimane se ci danno i vaccini. Dopodiché si inizia a aggredire ancora più poderosamente il tema degli over. Che noi diciamo over 75, ovviamente partendo dai più anziani a scalare. Questa è l'idea. Ovviamente c'è il tema degli oncologici che vogliamo mettere in questa fascia, dopo c'erano le categorie essenziali, però noi vogliamo subito andare a aggredire, fra virgolette, con la vaccinazione. Scusate, noi vogliamo andare a aggredire ovviamente tutto il tema degli over 75, che è quella strategica per noi. Sì, ma in quali tempi è realistico esaurire tempi? Guarda, io sono anche, sono anche ottimista, perché è vero che c'è fibrillazione, però vedo anche che a livello internazionale ci sono sempre più esordi di nuovi vaccini. Adesso ad esempio il tema della Cina, diciamolo fino in fondo, se la Cina avrà la valutazione EMA, non capisco per quale motivo non si debba utilizzare il vaccino cinese. Sabato sera abbiamo fatto la riunione col ministro e il ministro ha confermato su mia richiesta, ha detto guarda, se per noi, mi sento di dire, ci sarà l'autorizzazione EMA, questo è un altro vaccino. Poi c'è lo Sputnik che è quello russo. Vi ricordo che fra l'altro il cinese è già utilizzato in un paese europeo che si chiama Ungheria in via diciamo emergenziale. Poi ci sono gli indiani che hanno anche loro i loro vaccini prodotti, poi c'è Reitera che è il nostro, che stiamo fra l'altro, facciamo parte dello studio multicentrico, c'è Johnson & Johnson. Io non vedo in prospettiva diminuzione dei vaccini, secondo me ne arriveranno. Ovvio che dobbiamo venire fuori da sto impasse. Prima di venire qui in conferenza stampa ho letto un'agenzia dove c'era proprio forse il sottosegretario Sileri, sì, l'ha detto lui, ha detto Pfizer ha confermato che ritorna al regime della prossima settimana. Quindi poi potremo ripresentarvi un quadro se gradite. Forse è meglio interpellare la dottoressa Russo che vi dà un quadro e vediamo di seguire assieme poi l'andamento. Sì, un calendario vaccinale. Un'altra cosa sui vaccini, ma questa è una richiesta, arrivano segnalazioni da parte di medici, infermieri e tecnici degli ambulatori privati. Per quanto mi riguarda sono arrivate dal Padovano. Dicono che insomma loro vorrebbero essere tenuti in considerazione, ma perché? Perché dicono che con la sospensione della specialistica ambulatoriale negli ospedali si sono ritrovati un gran numero di pazienti. Loro eseguono anche tamponi molecolari e al momento sono privi di copertura, vorrebbero essere tenuti in considerazione. Ecco. Questo le riferisco. Allora, nei 185.000 soggetti del primo lotto, ossia questo lotto, sono stati inseriti anche tutto il personale sanitario pubblico e privato, non solo i privati convenzionati ma anche il privato puro. Poi può essere che ci sia
scappato qualcosa e quindi lo recupereremo, però la volontà è quella di vaccinare anche i liberi professionisti sanitari privati. Sì, no, ma lo sapevo bene che sono compresi, però evidentemente qualcuno... Sì, però guardate ragazzi, se ci portano vaccini noi vacciniamo, c'è poco da dire. Il principio dei vasi comunicanti, più ne arriva meglio è. Il punto è che ne arrivano pochi. Scusate, e io a bacchetta magica non ce l'ho, i contratti non me li hanno fatti firmare e non me... Allora, mi ricordo che ero ministro e un giorno ho chiesto a Berlusconi come andasse il Milan, mi ha guardato e mi fa: non mi fanno giocare, capito? E quindi, capite, noi abbiamo un po' le mani legate, no? Nel senso che, ma è giusto che ci sia una regia nazionale, ma figuriamo, non sto, attenzione che non venga letta, però siamo qui, e guardate, io immagino anche che durerà qualche mese sto tema della impossibilità di autoapprovvigionarsi, perché quando leggo che la Germania ha chiesto di avere una sovraffornitura di 30 milioni di dosi, allora vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Immagino che questa sia stata la fase della produzione, di trovare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta, dove ovviamente il tema dell'offerta è un tema basso, perché c'è meno produzione di quello che viene chiesta. Però insomma ne verremo fuori, dobbiamo far veloci però. Allora, Marchiori, Andrioli, Vanzan, Bonet e Giacomuzzo, Marchiori e Mosca. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Solo una domanda, i governatori leghisti hanno rinnovato la richiesta di revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni perché si richiede il massimo rigore di analisi dei dati. Può illustrarcela meglio? Ma guardate, con molta semplicità, penso che tutti i modelli devono avere poi i loro tagliandi. Anche qui forse diciamo è corretto dire che sarebbe bene prendere in mano il modello. Noi siamo stati vittime di questo modello, no? Che ci vedeva sempre in testa della classifica il numero di contagi quotidiano. Vi ricordate quante volte, Dio solo lo sa, abbiamo parlato del numero dei tamponi, contateci anche i tamponi. Ci abbiamo messo 2 mesi, 2 o 3 mesi per ottenere il riconoscimento in una tabella del numero totale dei tamponi, non solo dei molecolari. C'è il tema, secondo me, che dovrebbe pesare di più, ve lo diciamo noi per esperienza, che è quello dell'ospedalizzazione. Quello è un grande elemento di lettura, no? Dove io darei molto più punteggio, diciamo, fra virgolette, positivo o negativo in base al tasso di ospedalizzazione. Perché abbiamo capito che puoi avere un RT basso, il Veneto ne è un esempio. Il Veneto ha sempre avuto RT da zona gialla, non ha mai andato fuori, però nonostante questo ci siamo ritrovati il collasso, eravamo quasi al collasso degli ospedali. Vi ricordate la pressione sanitaria? E questo è inspiegabile, no? Perché mesi fa si diceva che l'RT è sostanzialmente il direttore d'orchestra, poi ti detta il numero dei contagi, ti detta la trasmissione, ti detta le prese in carico negli ospedali, invece non è così. Cioè il nostro RT, che era basso, a differenza di altri che andavano in zona rossa e in zona arancione, gettava però più ospedalizzazioni. Dopo è vero, c'è stata la componente delle varianti, sulle quali, anche se qualcuno l'ha voluto liquidare come una bischerata da parte mia, vi ricordo che c'è tutta la letteratura scientifica che dice il contrario. Cioè ormai è assodato che la variante inglese dà più mortalità e più contagiosità, punto. Cioè nessuno mi può smentire, perché li ho letti anch'io gli articoli a livello internazionale. Non so se poi è quella che ha pesato da noi, però anche il tema delle varianti è un tema. Mi scusi, Presidente, la questione dell'allineamento dei dati che la Regione Veneto ha richiesto più e più volte al governo, se ne è parlato per mesi, adesso c'è? È effettiva? Ma perché? Quindi siamo ancora lì. Guardate, il vero tema è questo, è di natura proprio statistica e epidemiologica, cioè per confrontare comunità diverse bisogna avere linearità dei dati. Voi lo vedete ogni giorno nel bollettino, regioni che hanno i nostri stessi numero di abitanti fanno 1/10 dei nostri tamponi. E quindi, tanto è vero che vi annuncio che noi abbiamo uno studio con il professor Baldo, che abbiamo sostenuto, il professor Baldo è professore di igiene dell'Università di Padova,
è l'interlocutore della sanità pubblica, è colui che fa i piani di sanità pubblica, che decide a chi fare i tamponi e a chi non fare. Lui è quello che insegna ste robe, è lui, cioè della serie. Se fai l'ortopedico non parli del cuore, no? Funziona così di solito al mondo. Ecco, lui parla della sua disciplina. Sta chiudendo in queste ore uno studio eccezionale che abbiamo voluto con forza, l'abbiamo proprio richiesto noi, di fare un'indagine epidemiologica di incidenza del virus su una popolazione non esposta, o meglio esposta ma non con contatto stretto, perché i tamponi che facciamo noi sono sempre a contatti stretti di positivi, a gente che ha avuto un'esposizione. Quindi ha fatto tamponi che sono forze di polizia, a cittadini che non hanno avuto problemi con familiari con il virus, alle cassiere dei supermercati, e quindi arriverà e ci dirà quale sarà la vera percentuale, cioè la presenza, l'incidenza, la presenza sulla popolazione del virus, e vedrete che sarà sicuramente bassissima rispetto al 2-3% che vi porto io ogni giorno. Questo è il vero tema. Perché vi dico questo? Perché se io fossi nella cabina di regia nazionale obbligherei tutte le regioni con dei parametri che stabilirei a livello nazionale di fare questa ricerca del virus nella popolazione. Allora abbiamo un dato di quanto virus c'è nella popolazione. Questa è statistica, perché poi ci calcoli la deviazione standard, ci calcoli la media, ci calcoli tutto. Sono formule statistiche che si fanno. Prego? Era la tesi di Crisanti. In che senso? Che bisognasse tamponare anche i non esposti, cioè andare molto più a tappeto. No, guarda che questa qua mi permetto di dire, è una banalità, nel senso che in statistica, avendola io fatta, non ho fatto medicina, ho fatto statistica. Queste robe qua sono proprio l'ABC della statistica, cioè dove calcoli la media, la deviazione standard, però con parametri uguali per tutti, però a livello nazionale non è mai stata fatta. Presidente, ma è proprio il problema dei parametri uguali per tutti. Allora, se i governatori delle regioni del nord si mettono d'accordo per chiedere e far pressione per cambiare anche i dati, è una scelta politica o un problema anche di statistica? Sì, non sono solo del nord, a dire la verità. Sì, sono quelli del centro-destra. Sì, leghisti, ecco. Ma è una scelta politica. Il problema è che attorno al tavolo, nelle decisioni statistiche, non c'entra per niente la politica di destra e di sinistra, i numeri sono numeri, dovrebbe essere così. Ma guarda, questa è un'istanza che è stata portata avanti spesso, sai, cioè, se ne discute spesso di questa istanza dell'uniformità dei dati. E ricordo il collega Bonaccini che non più tardi di forse 10 giorni fa mi dice: sai che io oggi ho la giornata col 36% di positivi, che è impossibile averlo, perché anche lui era vittima di questa storia. Per cui io penso che una mano di rettifica, un tagliando ai modelli deve essere assolutamente fatta. E questo lo chiedono anche a sinistra? Immagino. Prego? Lo chiedono anche i governatori di sinistra? Beh, immagino che sia un'istanza che possa essere condivisa anche da altri, ma sai, nelle riunioni esce spesso sto tema dei dati. Dopodiché considerate che noi siamo più esposti perché abbiamo le regioni che vivono il virus molto più da vicino, perché pensate solo, al di là dell'aspetto politico, il blocco del nord è un blocco che comunque è stato massacrato il primo e il secondo giro. Ovviamente se lo vai a chiedere a qualche altra regione magari è più a sud, vive meno quest'ansia, visto considerato che magari il virus l'ha conosciuto solo in questa seconda fase. A proposito della denuncia dell'Ordine dei Medici che diceva che il 14% dei vaccini sono andati a persone che teoricamente nel piano non avevano titolo, chi sono? Corrisponde a vero questo? No, vorrei poi risponde l'assessore Lanzarini, abbiamo parlato. Denuncia, cosa intendi per denuncia? Io ho sentito ieri il mio telegiornale dove il Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia diceva il 14%. No, lo dico perché i cittadini poi ci ascoltano, penso che siano stati denunciati dall'Ordine dei Medici. Lo dicevo per quello. No, denuncia a microfono, sì, nel senso che alla stampa, cercando di capire. Osservazione, definiamola così. Ecco, osservazione. Sì, prego.
Allora, non lo conosciamo il tema. Oggi pomeriggio ho un incontro con i 7 ordini dei medici delle 7 province che era già stato convocato, quindi indipendentemente dalla nota che è arrivata venerdì, quindi era già stato convocato giovedì, mi sembra, questo incontro per fare il punto un po' sulla situazione, tra cui anche il piano vaccinale, insomma si era parlato anche di questo. Affronteremo con i numeri anche oggi pomeriggio questi dati, ma a noi non corrispondono. Oggi il dato nostro corrisponde a un 9,8 di personale non sanitario, però bisogna che ci chiariamo tra il personale non sanitario, c'è il personale sicuramente amministrativo, c'è il personale, non so, gli autisti delle ambulanze, ci sono alcune personale che fanno le pulizie, tutta gente che è dentro l'ospedale e che comunque da piano nazionale Arcuri era previsto in questa prima fase. Tutto legittimato, insomma. Certo. Yes. Peraltro c'è anche da dire, Milva, scusami, che noi abbiamo dato indicazioni da subito, rispettando il piano nazionale, che ci fosse una priorità dalle categorie più esposte. Sì, noi abbiamo iniziato le terapie intensive, pronto soccorso, malattie infettive, pneumologie. Cioè io ho fatto la prima vaccinazione, non io, il giorno del Vax Day, no? del Vaccine Day come si dice, l'ho fatta e la prima vaccinata nella mia provincia a Treviso era il primario di pneumologia, cioè non è che sono partiti da altre, ma che so da altri professionisti. No, facevo questa domanda proprio dal punto di vista metodologico, perché da quando è scoppiato il caso Fontana, per cui qualcosa di errato nella comunicazione dei dati, allora nessuno poi mostra i dati, né la Lombardia né l'Istituto Superiore di Sanità. Il cittadino che ascolta le varie conferenze stampa resta sempre così. Allora, per chiarire, visto che ieri il TG Veneto ha registrato questa lamentela, denuncia, constatazione dell'ordine dei medici, era per capire intanto se i numeri erano veri e poi chi erano quei sono aventi diritto. Perdonami, non è il mio mestiere, però parlo da cittadino. Se in quei servizi ci metteste subito la risposta della controparte, l'avremmo già chiuso ieri. Comunque domani io non ci sono perché ho impegni e ci sarà l'assessore, vi darà anche l'esito della riunione e vi porta anche i dati in maniera analitica di chi è stato vaccinato. Di fatto ha già anticipato la risposta che darà all'ordine. Sì, ma domani abbiamo i dati. Sì, non avevo finito io, avrei un'altra domanda. Prego. No, solo un chiarimento per quanto riguarda la riapertura delle scuole, con la presenza in che percentuale? Ma adesso la valutiamo, insomma, cioè, dovremo fare un'analisi anche con la prevenzione. Ok, grazie. Prego. Andreoli è finito? Bene. Quindi Vanzan, Bonet, Giacomuzzo, Moscato. Se ti puoi avvicinare, Alda, mi fai una cortesia. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Tornando al discorso del tagliando al sistema per colorare le regioni, che cosa propone? C'è un tagliando di che tipo? Quali sarebbero i criteri da modificare? Ad esempio, per quel che mi riguarda, avevo fatto un brevissimo accenno prima, per quel che mi riguarda c'è il tema dell'uniformità dei dati rispetto a positivi, tamponi e quindi la percentuale. Di conseguenza, se noi abbiamo dati uniformi nella raccolta tra numero di tamponi e percentuale di positivi sui tamponi, di conseguenza a cascata avremo anche l'incidenza settimanale, cioè il numero di positivi su 100.000 abitanti, che sarà uniformata. Oggi non è così. Per voi vedete una regione che ha 500 positivi su 100.000 abitanti in una settimana e una che ne ha 50 e tu dici quella del 50 è la migliore, magari poi vai a guardare i tamponi, ne fa in maniera ridicola. Poi c'è il tema dello il numero dei tamponi, cioè quello il livello dei controlli. Quello è un tema che alla luce anche dell'ultima circolare del Ministero risulta anche più agevole, diciamo, fare un aggregato di tutti i tamponi. Due, secondo me fondamentale, il tema delle ospedalizzazioni. Il tema dell'ospedalizzazione è un altro parametro sul quale si deve lavorare. Io resto convinto che dopodiché il modello deve essere sempre un modello di natura scientifica, nel senso che avete visto vi ricordate quando c'era qualcuno che diceva che bisognava scegliere altre aree di altre colorazioni? Adesso avete capito che quando tu esci da quel binario
scientifico e ti assumi la responsabilità di fare altre scelte, poi c'è la parte lesa della comunità che ti dice faccio la class action, chi è che ti ha detto di prendere un'altra area? Se gli scienziati dell'Istituto Superiore della Sanità hanno detto giallo e tu ti inventi di farti un'altra area. Capite poi perché bisogna far fede a quello che decide la comunità scientifica, nel bene o nel male. Presidente, lei si è fatto un'idea su quello che è successo in Lombardia? Cioè chi è che ha sbagliato, il governo o il suo collega Fontana? Guarda, io penso che Fontana abbia fatto almeno dalle poche dichiarazioni che ho letto, abbia fatto dichiarazioni eloquenti rispetto alla posizione della Lombardia. E mi fermo qui. Cioè, non sono in grado di fare una discussione da un punto di vista documentale, perché io non ho visto documenti, però Fontana è stato chiaro e penso che non abbia tolto dubbi sulla sua posizione, punto. Il Lazio ha annunciato che per metà febbraio consegnerà a chi farà il vaccino, ai fortunati che faranno il vaccino, quindi prima e seconda dose, un attestato, il certificato vaccinale. Sì, ma noi siamo in grado di dare il certificato, assolutamente. Pensavo di farlo su richiesta, ma non ci cambia, nel senso che è tutto informatizzato. Quindi chi lo chiede lo darà o sarà automatico? Chi ce lo chiede, allora noi sinceramente non abbiamo mai affrontato il tema di dare subito il certificato. Oggettivamente ne avevamo parlato anche per pensare di fare proprio una forma di passaportino, definiamolo così, no? Visto considerato che nasce da qui questa idea. Allora, chi lo chiede ce l'ha, non nego che è in valutazione di fare anche qualcos'altro, però comunque siamo in grado di fornirlo, perché questo non è poco. L'ultima domanda, venerdì abbiamo questo nuovo verdetto in merito alla colorazione della nostra regione, esatto. Però l'altro ieri il consulente del Ministro della Salute, il dottor Ricciardi, ha detto che siamo messi male soprattutto per quanto riguarda le varianti e preoccupa molto quella inglese, proprio per il tasso alto di mortalità, e auspicava un lockdown di 3-4 settimane o quantomeno una zona rossa nazionale di 3-4 settimane. Il Veneto che sta sperando di entrare in giallo, se ci fosse un'ipotesi di questo genere come reagirebbe e lei che cosa pensa? Guardate, a bocce ferme col modello di oggi. Allora, noi in rossa non abbiamo titolo per andarci, col modello di oggi. Quindi l'uniche due opzioni che oggi ci sono in base diciamo, alle direttive, alle carte di oggi, sono o restare in arancione o probabilmente andare in zona gialla, punto. Tutto il resto, per quanto è stato decretato dal governo col decreto di ottobre, e i successivi non è prevista non sono altre alternative. Bonet. Non arriva neanche. Buongiorno. Ciao. Allora, Presidente, intanto mi associo alla richiesta del collega Tosato, se potesse venire magari la dottoressa Russo a farci un po' il punto perché noi abbiamo tanti cittadini, persone anziane, disabili che ci chiamano, e perché onestamente questi cali delle forniture hanno sballato un po' tutto il timing e nessuno ci sta capendo più niente, quindi mi associo. Quindi faremo per metà fine settimana, tra giovedì e venerdì, faremo un quadro sinottico descritto dalla dottoressa Russo in conferenza stampa. Prego. No, su questo anche in conferenza con le regioni ma anche in Commissione Salute abbiamo chiesto al Ministro, il Commissario Arcuri, insomma, di darci indicazioni chiare, perché abbiamo visto anche noi che qualche regione parte, mette una categoria e poi quindi le categorie ci dicono ma l'altra regione, perché è chiaro che se ci sono i vaccini non ci sono questi problemi, ma se non ci sono i vaccini allora quindi abbiamo richiesto anche al Ministro di chiarire bene le categorie che sono prioritarie, tipo si parla di quelli che sono a casa disabili, si parla appunto di chi fa assistenza a casa, si parla di oncologici, si parla di altre categorie,
Cioè è corretto che è un piano nazionale, ci diano indicazioni proprio per non creare disuguaglianze e neanche non uniformità rispetto ad altre regioni. Ok, no, questo lo dico anche perché facendo un conto della serva, siccome mi pare che manchino più o meno 100-110.000 richiami, lasciando perdere il nuovo, cioè se Pfizer continua a darci 25-30.000 dosi a settimana, arrivare a 110.000 ci vogliono almeno 3-4 settimane. Cioè, sì, ma c'è l'auspicio a un meglio, quello che sembra che ce ne diano tutte quelle che dovranno darci. Okay. Quindi 50.000. E in questo senso sul tema vaccino russo e cinese sì. Ci sono stati sviluppi rispetto a quei contatti di cui ci aveva accennato anche volevo capire se c'erano, allora da un lato sul vaccino russo e cinese, dall'altro su quelli invece già autorizzati, sì. Questa ipotesi di produzione in Veneto, in loco, in Italia, si sono fatti dei passi in avanti? No, allora, russo e cinese non riguardano questi contatti, che sia chiaro. Il cinese è in valutazione EMA, il russo non ho notizie se ha presentato, forse gli indiani hanno presentato qualcosa per la valutazione EMA, perché gli indiani hanno ancora i loro vaccini. Per quanto riguarda la possibilità di creare, come si può dire, un'unità produttiva delocalizzata sul territorio, ci sono stati dei contatti con il dottor Spagna di Veneto Sviluppo, ma non sono contatti che oggi stiamo parlando sempre di vaccini autorizzati ovviamente, ma non sono contatti che oggi hanno avuto concretizzazione, questo è poco ma sicuro. Ok, un'altra precisazione all'assessore rispetto al dato che chiedeva la collega. Scusami, per chiudere, perdonami, noi restiamo con una disponibilità totale, di apertura totale rispetto a eventuali insediamenti in Veneto. Ok, riguardo al tema degli amministrativi vaccinati, quindi noi prendiamo il totale vaccinati, calcoliamo l'8% e abbiamo un dato più o meno in assoluto. 9%, è corretto? Siamo sul 9%. 9% circa, ok. Ultima domanda per il Presidente, oggi insomma il Corriere ha svelato un po' i contenuti di questo contratto di Pfizer. No, non ho letto, scusatemi. Il contratto blindato, ci sono diversi elementi di interesse, tra cui anche il fatto che pare che sia un contratto giuridicamente inattaccabile. Allora le chiedo, io ho l'impressione che anche lei abbia cambiato idea, perché mi ricordo che la settimana scorsa lei auspicava delle azioni legali contro Pfizer a tutela degli stati e delle regioni che sono state penalizzate, adesso invece dice la causa lasciamola perdere, è meglio che ci diano i vaccini. No, è perché il contratto non prevede questa possibilità? Siccome mi risulta che Arcuri sta attivando l'Avvocatura dello Stato. Allora, il governo ci ha confermato sabato di adire le vie legali, punto, per tutela. 2, io ho detto il primo giorno della notizia, ho detto se ci sono inadempimenti contrattuali è giusto che si proceda a tutela dei cittadini. 3, nel momento in cui mi ridanno tutti i vaccini con recupero, dico è meglio che pensiamo a vaccinare che perdere tempo. 4, ricordo benissimo cosa ho detto, vi ho detto attenzione che il contratto noi non l'abbiamo mai visto, quindi mi ricordo quella giornata che vi ho detto c'è anche il rischio di dire cretinate, perché magari nel contratto c'è scritto che, ed è il grande dubbio che ho, ve lo voglio ripetere, che la fornitura diciamo vincolante per Pfizer sia a trimestre. Se è così uno può dire te li porto tutti. No, ma è così. Ve l'ho detto in tempi non sospetti, perché ho visto troppa tranquillità da parte di Pfizer, e allora capite che questo, e dopo c'è l'altro dubbio che penso che sia a questo punto, io ve li dico, voi me li confermate, che l'essersi obbligato contrattualmente a dosi non vuol dire flaconi, e noi facevamo 6 dosi per flacone, non 5, e quindi anche quello e guarda caso il taglio corrisponde, no? Che è il 20%. Però sentite, io non so chi ha firmato questo contratto, dicono la Commissione Europea, ci ha detto il governo, e noi siamo semplicemente ordinanti, no? E ci agganciamo quel contratto. Certo è che è meglio che si diano tutti i vaccini e la chiudiamo lì. Il Veneto vuole i vaccini. Prego. Giacomuzzo e Moscati. Solo una precisazione, non è che sia andata meglio con AstraZeneca,
pur essendo diciamo europea, sulla Certo. quale il Italia governo Oxford. italiano ha puntato 202 milioni di dosi, addirittura neanche sono pronti. Sì, pensa solo il primo trimestre da 8 milioni a 3 milioni e 4, quindi più della metà di taglio, più del 50% in meno rispetto all'ipotizzato. Ecco, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle sulla scuola. Lei diceva che 75-50% è da decidere. Che tempi per decidere? E poi è possibile che una provincia abbia una percentuale, una provincia ne abbia un'altra? No, sarà uniforme, ovviamente mi sembra di capire che prudenzialmente si andrà verso il 50% in questa prima fase. Cioè non è che ne usciamo, come si può dire, belli tonici, ne usciamo un po' feriti, no? Un po' come si può dire, acciaccati da questa avventura di questi 2 mesi e mezzo. Considerate che noi abbiamo già avuto 4.400 realtà scolastiche che hanno avuto almeno un contagiato. Quindi faremo un focus che io vi voglio consegnare, diciamo, periodicamente sulle superiori, perché è giusto che il monitoraggio lo facciamo assieme ai veneti, no? Io tifo perché si apra al 100%, questo è poco ma sicuro, perché vorrebbe dire che abbiamo finito. Considerate anche qui, leggo qualche commento strampalato, ragazzi, il governo dice dal 50 al 75, che è la missione dei tecnici che supportano il governo, che il virus c'è, se no tu non scrivi dal 50 al 75, scrivi apri le scuole. E la famosa parere del CTS, vi ricordo, che dice si possono aprire, però le regioni devono valutare se possono aprire. La sintesi del parere è questa. In un paese come il nostro, dove si fa causa a tutto, anche a mosca che vola, figuratevi voi. Ok, quindi si riparte piano e nel giro di pochi giorni insomma Sì, considerate che è prudenziale da un punto di vista sanitario, lo è da un punto di vista scolastico, nel senso che poi c'è un tema di organizzazione, ma lo è anche da un punto di vista di rispetto delle persone. Perché se è vero che c'è chi si lamenta perché vuole andare a scuola, è vero, e vedrete che si rovescerà la situazione appena si apre, che c'è chi chiede di poter ancora stare a casa in DAD. Tant'è vero che il legislatore, oculatamente, non dice apri al 100%. Quando tu dici apri dal 50 al 75, vuol dire che dici alla scuola che un po' gli garantisci la didattica in presenza, ma devi comunque garantire che anche uno solo possa stare a casa se vuole. Abbiamo le categorie fragili che noi vogliamo tutelare, non tutti i ragazzi stanno bene di salute, cerchiamo di non fare gli ipocriti. 2, ci sono ragazzi che ci scrivono disperati perché hanno il genitore oncologico in casa ed hanno diritto di poter avere la didattica a distanza, e poi ci sono quelli che hanno gli anziani conviventi e sono preoccupati per i nonni. Allora, se vogliamo essere una società ipocrita, facciamo finta che il mondo sia una sfera perfetta, ma invece è un geoide. Ultima domanda, abbiamo anticipato la settimana scorsa l'idea di riaprire gradualmente anche le visite, le prestazioni ambulatoriali degli ospedali. È confermata la data del 1° febbraio? L'assessore domani ve ne parlerà. Moscati, e se qualcun altro c'è, Vanzana ancora, Tosato. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi scusi, io dando un'occhiata qua alle schede delle caratteristiche dei vaccini messe a confronto di Pfizer e Moderna, ho notato, così almeno guardando questa scheda, una certa, diciamo, ci sono delle caratteristiche migliori di Moderna, per esempio la durata, almeno messe qui su nero su bianco, su questo schema. Tipo la durata la facilità della somministrazione piuttosto che la durata degli anticorpi, eccetera. Allora, l'altro giorno, quando lei parlava di Moderna, ha detto che effettivamente Moderna dà molto poco nell'ambito dei vaccini, della produzione. Qual è il problema di Moderna? Non lo so. Bene. No, non lo so. La ringrazio. Penso che sia un tema di produzione, anche perché non è una grande biotech, da quello che ho capito, è una start-up, ma se non ricordo male, non vorrei poi dire inesattezze,
per cui non lo so. Ma non c'è modo di aiutare questa produzione, visto che c'era l'offerta da parte della regione? Sì, c'è l'offerta per tutti, però non ne so nulla di queste cose. Dovete chiedere al professor Palù di questo. Ecco, e sempre rimanendo un attimo invece nel discorso cure, sì, è un po', i vaccini hanno preso un po' spazio e non si parla più delle cure. A che punto siamo con le sperimentazioni nuove che ci aveva anche informati riguardo alle nuove cure che sono in sperimentazione, quella tipo dei cocktail, quella delle monoclonali, del plasma, eccetera? Ma allora, l'assessore sta lavorando, ma è sempre di continuo, sul tema delle domiciliari. Considerate che i protocolli, anche qui, lasciatemelo dire, perché sta rasentando il ridicolo. Cioè non è che i protocolli delle cure li decide Zaia, Lanzarin o il Presidente del Consiglio o il Mevisin de Casa. Cioè le cure domiciliari sono decise da uno staff di clinici, medici, farmacologi che si consultano sulla base delle indicazioni AIFA, perché non è che puoi usare tutti i farmaci che ti vengono in mente, non è che puoi usare sangue di pipistrello per curare uno perché l'hai letto su internet. E fanno noi prendiamo atto che loro che hanno titolo per farlo decidono questo, punto. Dopodiché c'è una sperimentazione sui monoclonali, noi ci siamo candidati, ce n'è già una presso la professoressa che è centro di riferimento OMS europeo, che è la professoressa Tacconelli su Verona, che sta già sperimentando. In più c'è AIFA che adesso esce con 2 monoclonali interessanti. Noi ci siamo candidati assieme ad altre realtà, ovviamente per fare uno studio multicentrico sempre a livello regionale, perché il monoclonale capite che apre una frontiera nuova. Se pensate, non esiste il vaccino per il virus dell'AIDS, ma esistono gli antivirali. Cioè il vaccino lì non è mai arrivato perché il contenimento dell'infezione e quindi rispetto anche a una qualità della vita sostenibile c'è attraverso la farmacologia, cioè c'è attraverso la cura. E quindi sul Covid non è escluso che il tema del monoclonale diventi quel farmaco che dato nelle prime fasi o con moderati sintomi sia quello assolutamente. Vi ricordate che io un giorno vi ho detto guardate, io ho avuto anche un incontro con l'azienda che produce i monoclonali, che sono quelli famosi di Trump. Lessi un articolo su Bloomberg e sono stati molto gentili. Il giorno dopo ero già in videoconferenza e anche loro mi dissero guardate, il nostro monoclonale negli stadi avanzati non funziona, però se uno gli viene la febbretta e ha un po' di mal di gola, insomma i primi sintomi, glielo dai, effettivamente hanno effetti. Questo è il vero tema. Probabilmente arriverà un punto nel quale il monoclonale non sarà più da fare con infusione con la flebo, ma sarà una somministrazione più semplice e a quel punto avremo, che so, la scatoletta dei monoclonali, adesso la banalizzo. Sì, ma è semplicemente perché appunto chi legge pone queste domande, no? A noi. Certo. Ecco. E tra l'altro viaggia questo sentimento che ci siano cure solo per ricchi, perché abbiamo visto gli esiti fatti in persone. In Veneto no. In Veneto le cure sono uguali per tutti. È per quello che c'era questa... Guardate, in Veneto le cure sono uguali per tutti a prescindere dal censo, dall'estrazione sociale, da tutto. E in più stiamo facendo sempre investimenti affinché siano anche cure di altissimo livello. Qua sento sempre i soliti detrattori parlare male della sanità del Veneto, a prescindere che curiamo tutti, ma vorrei ricordare che in Veneto si applicano cure sperimentali per il cancro che costano 80.000 euro, 100.000 euro a somministrazione. Non lo fanno neanche paesi che noi riteniamo evoluti, all'avanguardia, noi le facciamo. Ditelo ogni tanto. Grazie. Prego. Allora, Avanzan, Tosato e Buoso di Ansa. Rinuncia. Tosato e Buoso. Sì, due cose molto rapide. Prego. Una è questa. La ridistribuzione solidale dei vaccini tra regioni è già avvenuta. È già arrivata. Ci hanno confermato i 50.000 di questa settimana. Ah, ecco, perché era un fatto importante per i richiami. Sa anche da dove arriveranno? Sì, c'è tutta la tabella, nel senso che sono stati riportati tutti un taglio uniforme. Quindi c'è il taglio uniforme, quindi chi ha avuto di più, diciamo,
ha avuto meno taglio del 29%, questa settimana tornerà a livello. Chi invece ne ha avuto di più del 29%, questa settimana non avrà il taglio. Benissimo. Sì, ci avrà una tabella, se volete ve la diamo anche con la distribuzione regione per regione di quante sono le dosi. Abbiamo visto, insomma, quindi la redistribuzione sarà proporzionale. Matematica. Va bene. Ecco, la cosa che ci riporta un attimo al discorso iniziale. Sì. Lei si è dato una spiegazione di questo crollo vero e proprio dei contagi e dell'influenza del virus, nel senso che la caduta è stata una caduta molto rapida, molto accelerata. Abbiamo numeri che all'inizio del mese sembravano, come dire, insperati. I romani dicevano natura non facit saltus, la natura non fa salti, no? Quindi come è andato in su, torna anche in giù il livello di infezione. Dopodiché, allora, c'è la teoria delle restrizioni, che può avere sicuramente, come si dice, non basta ma aiuta. C'è la teoria delle mutazioni. Io ci metto anche la teoria del processo naturale, che sicuramente viene contingentato dalle restrizioni, dal rispettare le regole. Però è un processo naturale che vedono nelle curve del mondo e dura 3 mesi, 4 mesi al massimo, poi se ne va a scemare. Le curve se le guardate, sono tutte dello stesso stile. In paesi nei quali si fanno le restrizioni estreme, nei paesi nei quali ovviamente magari c'è la curva che si stringe un po' di più. Se voi guardate la nostra curva di primavera e guardate questa curva, sapete qual è la differenza? Di un mese di ampiezza. Un mese. Un mese rispetto a primavera. 3 mesi contro 4. 3 mesi contro 4. Noi abbiamo iniziato il 21 febbraio e siamo andati a scemare, diciamo a maggio già eravamo in remissione importante, poi abbiamo aperto tutto il 4 maggio, questo è iniziato a fine ottobre più o meno, cioè è iniziato onestamente già 15 giorni dopo l'apertura delle scuole, primi di ottobre, ma pian piano poi è salita vorticosamente novembre, dicembre, poi se voi vedete le terapie intensive sembra un trampolino, nel senso che almeno fino ad oggi è una curva che ha assolutamente un andamento che è simile è speculare alla fase di crescita, fra l'altro come curva, ha lo stesso andamento. Grazie. Prego. Buoso e poi chiudiamo. Sì, una domanda. Prego. A proposito della questione del tagliando da fare ai parametri. Sì. L'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero avevano annunciato a dicembre un tavolo Brusaferro, ISS. Hai ragione. Per la revisione al quale tra l'altro era stata invitata anche la dottoressa Russo. Sì, per la prevenzione. Ne sapete qualcosa o è una delle tante cose? No, guarda, non sono in grado di darti informazioni, ci sarà la dottoressa Russo nei prossimi giorni e lo chiedete. Sapete, poi ricordiamo una roba, ragazzi, che questo paese ha fatto la scelta delle zone, no? E ha fatto la scelta di non fare il lockdown. Se guardiamo i dati c'è anche da dire, lo dico perché questa è stata una scelta che abbiamo fatto noi governatori, no? Quella di provare a inquadrare la storia con le zone. Cioè, alla fine vediamo che insomma, siamo riusciti a venirne anche fuori per adesso, no? Con tutti i guai che abbiamo avuto. Considerate che abbiamo paesi con 2 o 3 mesi di lockdown sulle spalle che ritenevamo molto più efficienti del nostro. Questo lo dobbiamo dire per onestà intellettuale. Perché i governatori si sono esposti quando hanno deciso di fare le zone. Anna Andrioli e una Marchiori. Presidente, è una settimana cruciale questa anche a Roma. E quindi anche con l'interlocutore primo e con tutti i discepoli attorno. Si parlerà di giustizia e sullo sfondo di questo anche possibili dimissioni del Presidente del Consiglio, ricerca di maggioranza, in una fase forse di tutte la più delicata, perché è quella in cui si intravede forse la luce in fondo al tunnel e quindi si rimettono piccoli tasselli insieme.
Che cosa ci dobbiamo aspettare questa settimana dal suo punto di vista e nella gestione di una macchina complessa come quella di una regione come il Veneto? Sentendo la domanda, cioè, l'interlocutore prima con i discepoli mi sa di ultima cena, però insomma ci stava come battuta. Ma io penso che, a prescindere dal colore politico, e mi conoscete, e io ho il massimo rispetto per le idee di tutti e ci mancherebbe, dovrebbe essere per tutti così. Io dico che noi abbiamo bisogno comunque di un governo che abbia i numeri, cioè andare a governare con 5-6 numeri di vantaggio in Parlamento vuol dire non governare. Quindi immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare, punto. Non ci vedo altre soluzioni per come ormai si è ingineprata la questione. Si legge che ci sarà un conto eterno, cioè che tatticamente ci sarà la dimissione per poter andare a fare un nuovo governo che sarà il terzo Conte e sul quale si amplierà la maggioranza, da quello che si legge, perché comunque avranno più poltrone da ridistribuire. Non lo so, però se non ci sono i numeri si va a votare. Cioè, non c'è. Votare? Sì, sì. Dal voto? Voto, anche se siamo in una pandemia. Cioè, ma non ci sono, se uno non ha i numeri per governare, cioè, non mi sembra che ci siano altre soluzioni, perché poi servono i numeri. Cioè, in una pandemia serve anche qualcuno che porta i provvedimenti e qualcun altro che li voti. Però chi li porta c'è sicuramente, ma che li vota mi sembra di aver capito che qualche problema c'è. Ma si è dato una spiegazione del perché siamo arrivati a questa crisi? Ah, dovete chiederlo a quelli che governano, non a me. Marchiori. Sì, Presidente, mi scusi, una domanda extra Covid riguarda i limiti dei FAS, perché dopo che c'è stata l'emanazione da parte della Regione del Veneto di una prima regolamentazione è arrivata la comunicazione che la scorsa settimana che il Ministero dell'Ambiente ha proposto una bozza con dei parametri piuttosto non ne so elevati. nulla. Okay. Devi scusarmi, però siccome ci sarà l'assessore De Berti, sì, e il vicepresidente De Berti, sì. Ne parliamo con lei. Va bene, grazie. Taxi stiamo parlando, no? Taxi? Sì, il FAS. I limiti FAS. nelle acque. Ah, i FAS, scusa, avevo capito. Sì, perché effettivamente quei limiti, no, perché... Avevo capito taxi. No, noi siamo... No, scusate. Questo dimostra che confusione che avevamo. No, nel senso che abbiamo 3.000 fronti aperti e questo è il problema. Scusami, ma sui FAS noi abbiamo la regolamentazione che è unica in Italia, cioè zero. Non mi sembra che ancora il governo abbia adottato una regolamentazione come la nostra. Tradotta per la signora Maria cosa significa? Che in Veneto sei sicuro di berti acqua con FAS zero. In giro per l'Italia no. Va bene, grazie. Prego. Arrivederci a domani. Grazie, domani ci sarà l'assessore e vi porta anche alcune novità, grosse novità. Grazie. Buone novità.